Dunque, prima di tutto vorrei salutare gli amici di Messina. Come mai io sono naturale a Messina, che non sono messinese, per motivi ideali, in un minuto in cui c'è un attacco concentrico su Messina e si cerca di fare perdere a Messina la sicilianità e anche l'identità, addirittura dovrebbe fondersi con un altro comune che ci sarebbe potuto fare scomparire. Io, il Fronte Nazionale Siciliano, di cui abbiamo presente il leader, il dottore Scianò, che è il leader carismatico degli indipendentisti siciliani e politico raffinato, e ha una caratteristica che i politici di solito non hanno: sa anche la storia. Trovo una sa, è storico. E una storia, io la professore di storia lo posso dire geniale, non soltanto rivoluzionario. Un appassionato, no? E